Il leader massimo della Lega, Matteo Salvini, arriva a Vicenza e si immerge nel tessuto sociale ed economico della città del Palladio. Nella cornice dei chiostri di Santa Corona incontra imprenditori, artigiani, albergatori, insegnanti, poi andremo in un'azienda del territorio, agenti della penitenziaria. Devo dire che mi porto a Roma il modello Vicenza. Si porta a Roma il modello Vicenza, quello di una città che dopo i dolori dell'epidemia, dopo le ferite del lockdown, è ripartita, ma con delle richieste precise per il governo. Tutti gli imprenditori chiedono di bloccare il codice degli appalti, di intervenire per i pagamenti della cassa integrazione e dei soldi promessi dalle banche alle aziende che mai sono arrivati. E il modello Vicenza viene preso ad esempio anche perché è la prima città in Italia che per concedere gli spazi pubblici chiede il ripudio non solo del fascismo, come avviene altrove, ma di tutti i totalitarismi. Condannare non solo un regime, ma tutti i regimi, anzi mi sembra ancor più democratico. Abbiamo portato la voce dei cittadini, anzi, in questo caso del primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco, che nella partita della sicurezza ha chiesto più poteri per i sindaci. Il sindaco di Vicenza chiede più forze dell'ordine e più potere di intervento diretto, per quello che mi riguarda ha pienamente ragione. Per intanto vi prego di sollecitare i miei colleghi che sono momentaneamente e spero brevemente in maggioranza, quindi il Partito Democratico per intenderci, di non togliere i pochi poteri che ai sindaci sono stati dati con i decreti sicurezza. Poi quando ci torniamo è chiaro che per quello che mi riguarda non parlo di pieni poteri ai sindaci, se no mi arrestano, però il modello Genova dimostra che quando al sindaco dai fiducia e pieni poteri, il sindaco, se è bravo, li esercita bene.